Buonasera a tutti. Diamo inizio al Consiglio Comunale. Invito il segretario comunale a fare l'appello. Io Luciano, Tero Sabrina, Dorigo Marcello, assente, Guglielmini Piedino, assente, Busso Francesco presente, Antermo Luca assente, Pellegrini Lorenzo assente, Russo Alessandro presente, Marchesano Rocco presente, Bortoluzzo Tomò assente, Minori Giovanni c'è, Zarone Antonio assente, Giro Marco, Borino Alessandro assente, Talo Romano assente, Commisso Giovanni presente. Abbiamo 9 assenti. Grazie segretario. Dopo l'entrata in vigore del piano di assetto del territorio, al fine di dare impulso alla formazione del piano di interventi ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale numero 11 del 2304/2004, il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziate, secondo le priorità delle trasformazioni urbanistiche e gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi, nonché gli effetti attesi, e lo illustra presso la sede del Comune nel corso di un apposito Consiglio Comunale. Dopo l'illustrazione del documento preliminare, l'adozione del piano degli interventi sarà preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali, eventualmente interessati. Trattandosi di semplice illustrazione di un documento alla quale non consegue la votazione e l'approvazione di una delibera, l'attività rimane confinata dal punto di vista strutturale come mera comunicazione del sindaco. Secondo il disposto del nostro regolamento comunale non conseguono interventi e discussioni. Pur tuttavia, nonostante la scelta rigorosa della legislazione regionale, si ritiene, all'esito dell'illustrazione, di dare spazio a brevi interventi da parte dei consiglieri comunali che ne facessero richiesta, purché pertinenti con l'argomento di cui trattasi. Diamo la parola allora adesso al sindaco. Prego, sindaco. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Cavour svolge un ruolo che potremmo definire esclusivo nel panorama delle località turistiche costiere della Regione Veneto. Infatti, annovera i contenuti e la valenza di una città storica, la ricchezza di un ambiente vallivo di incomparabile bellezza, un esteso e pregiato arenile, una diffusa rete di vie d'acqua e un ampio paesaggio rurale aperto. L'insieme di tutti questi elementi fa sì che la nostra località sia una meta turistica tra le prime della nostra regione per presenza e per qualità dell'offerta, tanto da essere preferita da una vasta gamma di turisti provenienti oltre che dall'Italia anche dai vicini paesi dell'Europa. Ma il mondo oggi ci impone continui cambiamenti e rinnovate esigenze e vi è quindi la necessità di adeguarsi e di proporsi all'interno di un sistema globalizzato sempre più articolato e complesso. In questo senso il moderno piano regolatore comunale, piano di assetto del territorio e il piano degli interventi, nato dalla legge regionale 11 del 2004, dovrà essere in grado di coniugare e di garantire le moderne necessità legate al turismo, al tempo libero e all'agricoltura, nel rispetto dei fondamentali valori da tutelare che per il nostro territorio possiamo riassumere nella difesa e la riqualificazione delle linee di costa, la rigenerazione degli insediamenti litoranei di primo impianto, la tutela e la salvaguardia degli ambienti rurali e dei contesti di valore storico, la rinaturalizzazione delle aree di più recente bonifica a limitato valore agricolo, il completamento del sistema infrastrutturale della mobilità. Il presente elaborato costituisce il documento del sindaco che, come stabilito al primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 11 del 2004, esprime le scelte strategiche dell'amministrazione comunale attraverso priorità, trasformazioni urbanistiche e interventi sia pubblici che privati da realizzare. La formazione del piano degli interventi. La legge regionale 11 del 2004, norma per il governo del territorio, costituisce un importante elemento di innovazione nella gestione dell'urbanistica. Nel capo primo, l'articolo 12, infatti, la pianificazione urbanistica comunale ci articola le disposizioni strutturali contenute nel PAT e le disposizioni operative contenute nel PI. Il piano di assetto del territorio del Comune di Cavour è stato oggetto di approvazione da parte della Conferenza di Servizi con la provincia di Venezia in data 11 novembre 2013 e in data 8 marzo 2014 entrato in vigore. Il
Il piano degli interventi costituisce la prosecuzione di quel processo a suo tempo intrapreso con la redazione del PAT che porterà il Comune ad attivare questo innovativo sistema di pianificazione del territorio comunale. La disciplina che si occupa dell'approvazione del piano degli interventi è stabilita all'articolo 18 della legge 23 aprile 2004 numero 11. Secondo le suddette disposizioni, il Sindaco dispone di documenti in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche e gli interventi di opere pubbliche da realizzarsi, nonché gli effetti attesi e illustra presso la sede del Comune in corso di apposito Consiglio Comunale. Successivamente sarà redatto il piano degli interventi che durante il suo iter di formazione sarà oggetto di forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con enti pubblici, associazioni economiche e sociali e enti interessati. Il piano sarà poi adottato dal Consiglio Comunale, successivamente depositato presso la sede comunale a disposizione del pubblico per 30 giorni. Nei successivi 30 giorni chiunque potrà formulare osservazioni utili finalizzate al miglioramento dello strumento adottato. Già l'avvenuto deposito verrà dato ampio risalto mediante avvisi pubblici. Nei successivi 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale controdeduce le osservazioni e approva il piano. Copia del piano approvato viene trasmesso alla provincia e viene depositato presso la sede del Comune per la libera consultazione. Il piano assume efficacia 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'auditorio del Comune. Il piano degli interventi si applica attraverso azioni dirette o per mezzo di strumenti urbanistici attuativi. Contenuti del piano degli interventi. Il piano si rapporta in primo luogo con il programma elettorale dell'amministrazione, quindi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali e settoriali previsti dalle leggi statali e regionali. Il piano degli interventi ai sensi di legge è soggetto alla sola approvazione comunale. In questo modo la pianificazione comunale può contenere gradi di flessibilità funzionali e operativi che consentono di evitare il sistematico ricorso, come sino ad oggi si è fatto, all'ente superiore proposto all'approvazione delle varianti. Il Comune potrà esercitare un'ampia autonomia decisionale e organizzativa che gli consentirà di operare le sue scelte a condizione comunque di non contrastare con le indicazioni del PAF. Inoltre va rilevato che il piano degli interventi va pensato in relazione all'arco temporale di validità di 5 anni, corrispondendo a tale periodo con la data del mandato amministrativo. Decorso tale termine della data di entrata in vigore del piano, decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione e espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, nuove infrastrutture ed aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'espropriato di quell'articolo 34. Secondo quanto stabilito dalla legge regionale 11 del 2004, articolo 17, il piano degli interventi suddivide il territorio comunale in zone territoriali omogenee, individua le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e detta criteri e limiti per la modifica di perimetri da parte dei PUA, definisce i parametri per l'individuazione delle varianti di PUA, individua le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi, definisce le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente a salvaguardare, definisce le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione, individua le eventuali trasformazioni da soggettare agli interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale, definisce e localizza le opere, i servizi pubblici di interesse pubblico, nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazioni, di cui il decreto legislativo numero 259 del 2003, successive modificazioni da realizzare e riqualificare, individua e disciplina le attività produttive da confermare in zone proprie e eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi e l'utilizzo di eventuali compensazioni. Detta la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole, detta la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori, con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica. Va tenuto conto infine che la valutazione ambientale strategica costituisce un importante elemento di comparazione, cui dovranno ottenersi tutti i piani e programmi che l'amministrazione comunale potrà in essere, in modo tale da garantire un tipo di sviluppo sostenibile. Elaborati del piano degli interventi. Il piano degli interventi è formato dai seguenti elaborati, articolo 17,5 legge regionale 11 del 2004. Una relazione programmatica che indica i tempi, le priorità operative e il quadro economico, le norme tecniche operative, il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, il registro dei crediti edilizi, una banca dati alfanumerica e vettoriale contenente l'aggiornamento e il quadro conoscitivo di riferimento, nonché le informazioni contenute negli elaborati di quelle lettere A, B e C. Articolo 20 delle norme tecniche del patto di Carle stabilisce che al fine di garantire la realizzazione coordinata delle azioni previste dal patto da parte del piano degli interventi, si
si rende necessario che quest'ultimo venga redatto con i contenuti di quell'articolo 17 e con la procedura dell'articolo 18 della legge regionale 11 del 2004 sopra descritta. Stabilisce che dovrà contenere l'aggiornamento della banca dati alfanumerica e vettoriale del quadro conoscitivo del PAP, la sovrapposizione della cartografia catastale dell'intero territorio comunale, la georeferenziazione di tutte le linee tecnologiche, gas, illuminazione pubblica, Enel, eccetera. Un quadro sinottico aggiornato di tutti i temi e azioni previste dal patto medesimo, suddivisi in direttive e prescrizioni di vincoli, con indicazioni delle modalità e i tempi di attuazione previsti, un registro delle varianti e piano degli interventi con indicate le date di entrata in vigore di ciascuna variante, gli ambiti all'interno dei quali le previsioni urbanistiche sono soggette a decadenza ai sensi del comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 11 del 2004. Inoltre è previsto che l'individuazione delle aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o di qualificazione sia preceduta l'attivazione di procedure di evidenza pubblica, a cui possono partecipare i proprietari degli immobili, nonché gli operatori interessati. Per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana e ecologico-ambientale definiti dal PAC, si dovrà prioritariamente tenere conto di quanto segue: la dotazione degli impianti che migliorano la qualità ambientale, la concentrazione nazionale coerente dei servizi pubblici alle imprese, la gestione coordinata tra le imprese di strutture e impianti presenti nell'area. Infine, il piano degli interventi dovrà essere oggetto di approfondimento sotto il punto di vista idraulico attraverso una valutazione di compatibilità idraulica che dovrà acquisire il parere degli enti competenti in materia prima dell'adozione da parte del Consiglio Comunale e confrontare i capitoli 5.6 della relazione sintetica del PAT. I temi del piano degli interventi. La legge urbanistica regionale stabilisce che i PRG vigenti assumono valore ed efficacia del piano degli interventi per le sole parti compatibili con il PAT. Si deve però tenere conto che il vecchio PRG, ancorché integrato e aggiornato nel corso degli anni, non è più in grado di gestire in maniera adeguata le trasformazioni territoriali. Esso appartiene a una cultura urbanistica ormai datata, tempi, esigenze, visioni strategiche, riferimenti normativi e tecnologie diverse, e non è in grado di leggere le significative novità introdotte con il PAT. Si rende quindi necessario allineare i contenuti tra il vecchio e il nuovo strumento, adeguando la cartografia e i relativi contenuti. Tale attività si ritiene opportuno effettuarla per gradi e in più fasi. Il piano di del territorio del Comune di Caula, recependo le indicazioni fornite al titolo 4 della legge regionale 11 del 2004, ha stabilito di avvalersi dell'ausilio di alcuni istituti che sono il credito edilizio. Con il credito edilizio si mira alla eliminazione degli elementi di sottrazione della qualità ambientale e paesaggistica mediante l'attribuzione di un credito a favore della riduzione di manufatti che deturpano l'ambiente e il paesaggio. La perequazione urbanistica consiste nel distribuire in maniera equa tra i vari proprietari degli immobili i diritti edificatori attribuiti al piano degli interventi e gli oneri connessi alla trasformazione. Accordi di pianificazione. Il piano degli interventi potrà recepire accordi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11 del 2004 per consentire la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico mediante l'apporto tecnico e finanziario dei privati attraverso un'attività di concertazione. Attraverso questo istituto è verosimile pensare che l'amministrazione comunale possa reperire le risorse economiche che in tempi di profonda crisi come quelli che stiamo vivendo possano consentire l'attuazione di importanti interventi di rilevanza pubblica quali la sistemazione di lungomare Trieste, la riqualificazione di Via Santa Margherita, il completamento del teatro comunale sul centro profile, interventi di arredo urbano su tutto l'ambito comunale. Il piano di interventi è regolamento delle modalità di ricorso su questi strumenti definendo a priori le specifiche linee guida. I temi che si intendono affrontare in questa prima fase riguarderanno a nuove previsioni abitative per i residenti stabili. L'amministrazione comunale ritiene necessario individuare all'interno dell'atto numero 12 che interessa il capoluogo una o più aree da acquisire anche mediante un accordo di pianificazione o attraverso lo strumento della perequazione, articolo 18 NTA del PAT, da destinare previa urbanizzazione alla realizzazione di edilizia agevolata, convenzionata o sovvenzionata. In tale modo si intende offrire la possibilità ai residenti stabili, in particolar modo ai nuovi nuclei familiari, di accedere all'edilizia a condizioni maggiormente vantaggiose e di continuare a risiedere nel capoluogo, invertendo quel fenomeno che ha preso consistenza nel corso degli ultimi decenni e che ha visto una migrazione della popolazione di Caula verso le frazioni, in particolare da Paese San Giorgio. B. Revisione generale del piano particolareggiato degli Arenili. Il piano particolareggiato degli Arenili della città di Caula è stato approvato in data 31 marzo 2010 ed è entrato in vigore il 1 maggio 2010. È uno strumento complesso e delicato, dato l'ambito di cui si occupa, che ha ben presto manifestato la necessità di una sua revisione generale, che
Potrà riguardare sia aspetti di carattere generale relativi alle suggestioni che di dettaglio. Il piano, che è stato approvato con le procedure stabilite dalla legge regionale 33 del 2002, articolo 47, ovvero secondo le modalità stabilite dall'articolo 50,9 della legge regionale 61 dell'85, ha, per il contesto di cui si occupa, valenza di strumento generale. Essendo oggi approvata la legge regionale 61 dell'85, si ritiene che correttamente le modifiche possano essere introdotte attraverso una variante del piano degli interventi. Lettera C. Attuazione accordo di pianificazione ex articolo 6 legge regionale 11/2004 per l'intervento di zona 539. Con atto consiliare numero 3 del 22 gennaio 2007 e successive integrazioni numero 43 del 22 dicembre 2008 e numero 93 del 23 dicembre 2008 è stata approvata da parte del Consiglio Comunale la proposta dell'accordo di pianificazione prolungata la vita proprietaria delle aree appartenenti al contratto 539. L'accordo è stato successivamente oggetto di sottoscrizione notarile. Con successiva delibera del Consiglio Comunale numero 4 del 31 gennaio 2013 sono stati ulteriormente prorogati i termini per l'adozione. Si rende pertanto necessario recepire i contenuti dell'accordo approvato all'interno del piano di interventi disciplinato all'articolo 15,17 seguenti delle norme tecniche del piano di assetto del territorio. In questo modo sarà possibile consentire la realizzazione di una moderna struttura termale per la città di Cavole, valorizzando e integrando l'offerta turistica anche con l'ulteriore fine del prolungamento della stagionalità con la prospettiva di coprire tutto l'anno. Lettera D. Disciplina per l'utilizzo degli specchi acquei interni. Uno degli obiettivi che l'amministrazione comunale è impegnata a perseguire riguarda l'approvazione del piano per l'utilizzo degli specchi acqua interni. Il piano costituirà uno strumento comunale idoneo a normare la realizzazione di pontili, cabagne, bilanci da pesca, approdi all'interno della rete idrica interna, con lo scopo di riordinare e disciplinare l'utilizzo di un'importante e delicata parte del territorio comunale. Contestualmente sarà altresì possibile effettuare anche una concreta attività di contrasto a questo tipo di abusivismo edilizio di grave spregio ai valori ambientali. L'approvazione del piano sarà preceduta da un'attività di concertazione con tutti i soggetti pubblici cointeressati, genio civile, provincia, consorzio di bonifica, sovrintendenze, eccetera, anche mediante l'attivazione di una conferenza di servizi alla variante piano degli interventi. Lettera E. Piano della Laguna di Cavole. In data 9 agosto 2006 è stata sottoscritta tra la Regione Veneto e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali del Comune di Cavole un'intesa relativa alla redazione di via sperimentale di un piano paesaggistico di dettaglio ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 42 del 2004 riferito alla Laguna di Cavole. Il piano, la cui redazione si è sostanzialmente conclusa, costituisce un importante elemento di conoscenza articolato in ambito di studio, comprende oltre a Cavole anche il territorio di diversi comuni limitrofi, ambito di progetto, che riguarda un ambito ridotto al territorio di Cavoli con contenuti di notevole qualità paesaggistica e ambientale. Le finalità che il suddetto piano si prefiggeva erano di riconoscere e salvaguardare il necessario recuperare i valori culturali del paesaggio della Laguna di Cavoli e Sabina. Partendo da tale premessa, l'amministrazione comunale di Cavoli intende procedere alla realizzazione del piano urbanistico che, interessando l'ambito del piano paesaggistico della Laguna di Cavoli, avvalendosi della base analitica già disposta, pervenga ad uno strumento in grado di tutelare e di consentire una corretta utilizzazione anche economica del bene laguna. Lettera F. Invarianti di natura architettonica, variazioni di destinazione d'uso, commi 4 e 32 dell'articolo 15 delle norme tecniche del piano di assetto del territorio. Una delle esigenze che viene per parte del tempo manifestata riguarda la possibilità di disapplicare il relativo vincolo alle piccole strutture alberghiere per evidenti motivi di natura economica non riescono a mantenere la loro presenza all'interno dell'offerta turistica della città. In molti casi queste strutture ricettive sono da tempi numerosi e alcune anche in avanzato stato di degrado, poco compatibile con l'immagine di un paese turistico. Le norme tecniche del PAT prevedono che il piano degli interventi possa, secondo precise condizioni, consentire di eliminare il vincolo alberghiero per le strutture con potenzialità fino a 25 camere o 50 posti letto, autorizzando la trasformazione della destinazione d'uso esistente con altre compatibili. Lettera G. Sussidi operativi relativi agli interventi di restauro paesistico di cui l'articolo 9, in varianti di natura paesaggistica delle norme tecniche del PAT. L'articolo 9 delle norme tecniche del PAT disciplina le varianti di natura paesaggistica e tra questi gli ambiti territoriali di importanza paesaggistica, per le quali vengono stabilite direttive e prescrizioni. All'interno della normativa, il comma 8 si occupa degli interventi di miglioria fondiaria, comprensivi di quelli di sistemazione idraulica e di drenaggi. Il comma 10 si occupa della redazione dei sussidi operativi
relative agli interventi di restauro paesistico, con i quali vengono definiti i parametri di compensazione ambientale, nonché le misure di carattere idraulico atte ad assicurare il mantenimento del precedente volume di invaso per ciascun ambito di importanza paesaggistica. Sarà quindi predisposto un apparato normativo atto a disciplinare le modalità di attuazione delle compensazioni. Lettera H. Individuazione e ambito di intervento per il recupero e la riqualificazione di un'area ad urbanizzazione consolidata del capoluogo lungo Viale dal Moro. È intenzione dell'amministrazione comunale provvedere alla riqualificazione del tratto di Viale dal Moro, compreso tra Via delle Cape e Via del Bronzino. Trattasi di un contesto residenziale di proprietà comunale, meritevole per la sua centralità di un intervento di riqualificazione urbanistica che vada a ridefinire le volumetrie, le destinazioni d'uso e l'utilizzo degli spazi liberi. Lettera I, la disciplina delle zone agricole. In ottemperanza a quanto stabilito agli articoli 17 e 43 della legge regionale 11 del 2004 e coerentemente con quanto disposto dall'articolo 20, disposizioni per il piano degli interventi delle norme tecniche del PAT, si intende affrontare il tema relativo alla disciplina delle zone agricole. Essendo stata abrogata sia la legge regionale 61 dell'85 che la legge regionale 24 dell'85, è venuto meno il vecchio impianto che disciplinava l'utilizzo della zona agricola. Sono altresì stati modificati i criteri per l'edificabilità e la zonizzazione del territorio agricolo. Si renderà quindi necessario disciplinare i principali temi che sono: individuazione degli ambiti delle aziende agricole esistenti, individuazione degli ambiti in cui non è consentita nuova edificazione, individuazione degli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione di area e attività culturali di tipo intensivo, destinazione d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda, rivisitazione dei gradi di protezione dei singoli edifici e disciplina delle destinazioni d'uso, individuazione delle modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse, disciplina delle disposizioni sulle distanze minime e sulle altezze delle nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti. Lettera J. Interventi di recupero nelle aree di riqualificazione, ampliamento e conversione situate in località Porto Santa Margherita. L'amministrazione comunale ritiene importante intervenire all'interno di alcuni contesti particolarmente degradati della località Porto Santa Margherita, in particolare in adempimento con quanto stabilito dall'articolo 15 dell'NTA del PAT si prevederà il recupero e la riconversione delle aree individuate con le lettere G, Centro Servizi Porto Santa Margherita, e lettera H, area ex piscine, di cui il comma 22 dello stesso articolo 15, in ossequio con quanto stabilito dal comma 26. All'interno di tali contesti si potrà operare mediante lo strumento della preoccupazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica. Lettera K. Varianti normative all'NTA del PI. Un primo intervento a livello normativo consisterà nell'introduzione di una piccola revisione generale dell'apparato normativo del piano regolatore, al fine di eliminare piccole incongruenze normative, spesso appartenenti a disposizioni di leggi superate o addirittura abrogate, ciò evidentemente senza contrastare con le disposizioni contenute del PAT. Si evidenzia che il piano degli interventi dovrà possedere una notevole flessibilità. Nel corso dell'iter relativo alla predisposizione del piano potranno essere inseriti nuovi argomenti e problematiche che potranno emergere alla fase di consultazione e di partecipazione. Si specifica infine, date le caratteristiche di flessibilità e di autonomia insite nelle nuove procedure, che l'amministrazione comunale potrà adottare e approvare le varianti relative ai temi illustrati anche con provvedimenti separati. Gli effetti attesi e le conclusioni. Sono svariati i temi e gli argomenti sui quali intervenire che nel corso del periodo di predisposizione del PAT sono emersi o che sono stati segnalati all'amministrazione comunale da parte dei singoli cittadini e dalle associazioni di categoria. Si ritiene che i temi che saranno introdotti nella prima variante del piano di interventi consentiranno di fornire una prima concreta risposta ai cittadini e alle parti interessate, soprattutto in materia di residenzialità e di azione di supporto al turismo, elemento che sta alla base dell'economia della città. L'importante significato sulla attuazione delle direttive del PAT in materia ambientale, in particolare in varianti paesaggistiche ed ambientali. Ciò sarà fondamentale per poter contribuire a garantire beni preziosi quali la salute e la qualità della vita della popolazione residente e per i turisti anche sotto forma di marketing territoriale. Non ultimo, si contribuirà a conferire maggiore sviluppo all'attività edilizia e al suo indotto, un settore economico trainante in grado di contribuire ad incentivare l'occupazione. Sì, come avevamo detto all'inizio, ci sono dei brevi interventi. Se non ci sono interventi, quindi il Consiglio è terminato, la seduta è tolta, grazie a tutti, buonasera.